Devo fare entrare Lorenzo Furlan, che avete visto fino adesso. Lui ha già fatto alcune valutazioni prima, ma con lui e con Stefano Barbieri, che chiamerò fra un secondo, dobbiamo cercare di fare sintesi. Lo dico per chi ci sta guardando, in particolare via Zoom, ecco, perché mi pare che sull'irrigazione di precisione, l'abbiamo detto prima col professore Marinello, lo voglio chiedere anche a te, tu sei il gestore di Valle Vecchia come di altre aziende sperimentali di Veneto Agricoltura, per cui voglio dire, quando fai una scelta, quando decidi che colture mettere giù, come gestirle, come irrigarle, come fertilizzarle, eccetera, eccetera, ecco, prendi delle decisioni. Ecco. Da questo punto di vista, ecco, che consigli puoi dare a coloro che vogliono essere, come abbiamo detto prima, smart, intendendo dire raggiungere questa sintesi estremamente virtuosa, quella di mettere insieme l'utile e il dilettevole, quindi fare un'agricoltura sostenibile, però innovativa e quindi di grande futuro. Dobbiamo avere un approccio, con una parolaccia, olistico, cioè che tenga conto di tutto. Bisogna avere un progetto, non possiamo andare a caso, quindi dobbiamo avere un progetto di rotazione, dobbiamo avere un progetto di lavorazioni, di agricoltura di precisione, zonizzazione dell'azienda, variare gli apporti non solo di nutrienti ma di seme, di acqua, di tutti i fattori produttivi a seconda delle richieste di ciascuna zona omogenea e quindi del pacchetto terreno-pianta che è diverso da zona a zona. Innanzitutto quindi ci vuole un progetto. Dentro questo progetto c'è anche l'irrigazione di precisione che deve garantire il corretto uso della risorsa acqua, che in sinergia con gli altri fattori darà dei risultati produttivi in termini di qualità e di quantità. Noi abbiamo cercato di zonizzare quindi l'azienda e anche in funzione della richiesta irrigua. Utilizziamo delle sonde per capire quando il complesso pianta-terreno comincia a avere bisogno d'acqua e cerchiamo di dare l'acqua solo nelle zone che veramente ne hanno bisogno per non sprecare nulla, e usiamo tecniche come la microirrigazione con ali gocciolanti interrate, per ridurre al massimo le perdite e quindi valorizzare questa poca acqua che abbiamo ricavata dall'acqua in eccesso della pioggia, perché altre risorse non abbiamo. Quindi irrigazione di precisione per valorizzare al massimo l'acqua senza perdere una goccia, in un pacchetto di sostenibilità che ha dentro anche lavorazioni sostenibili secondo le tecniche dell'agricoltura conservativa, agricoltura di precisione. Dentro questo pacchetto ci sono le soluzioni per l'irrigazione di precisione per avere l'acqua valorizzata al massimo senza sprechi. Grazie Lorenzo Furlan.